Ancora un buongiorno a tutti voi, bentrovati in diretta nel nostro appuntamento con A Voi la Linea. Festa di Natale alla Arte Libro di Udine, Onlus che si occupa dell'inserimento lavorativo di persone disabili. Momento che è stato anche un'occasione per riflettere sui risultati raggiunti e condividerli. Sono diverse le imprese del territorio che hanno raccolto la sfida. Siete a una bellissima festa Arte Libro Onlus! Arte Libro in Festa è una grande giornata per noi, ci stiamo lavorando da parecchie settimane perché siamo partiti con realizzare dal mitico Renatino Pontoni che ci ha donato questa giornata, no, di festa di musica, assieme a tanti altri sponsor e amici, clienti, volontari, benefattori che ci hanno donato chi tempo, chi denari, chi beneficenza per realizzare una giornata straordinaria che ci permette insomma di perseguire l'inserimento lavorativo, che è l'attività che Arte Libro persegue durante tutto l'anno, ma di dedicarci oggi a un coronamento che è proprio la festa del Natale tutti insieme. Siamo grati di poter dire di collaborare con importanti aziende del territorio, alcune storiche per noi, altre invece che si sono avvicinate negli ultimi anni. Ci riempie di gioia perché le aziende che credono in noi ci permettono di fare quello che è il nostro mestiere, ovvero di occuparci delle persone con inserimento, con disabilità, per fare inserimento lavorativo. Come avviene questo concretamente? Che cosa succede in questa struttura? Allora, non è così semplice perché le persone che vengono accolte in Arte Libro hanno ciascuno un percorso individualizzato, perché parlare di disabilità è molto ampio ma al tempo stesso riduttivo, perché non c'è la disabilità, ci sono tanti tipi di disabilità, tante persone con fragilità e vulnerabilità, quindi la persona viene accolta, spesso viene avviato un percorso di tirocinio e di formazione che molto spesso poi sfocia in quello che è l'inserimento lavorativo attraverso un percorso lungo, laborioso. Si gira appena la telecamera, vediamo uno dei nostri lavoratori, Mauro Mente, che è sicuramente una delle persone più rappresentative di Arte Libro, perché lui spesso racconta e ricorda questo aneddoto che è per noi caro e simbolico. Lui dice che è nato 3 volte. Quando è nato, quando dopo l'incidente ha avuto la possibilità di ricamminare sulle sue gambe, e la terza volta quando è stato accolto e ha trovato lavoro in Arte Libro. Ecco, per noi questo è testimonianza, vuol dire di famiglia, di unione, di riuscire a fare quello che quotidianamente insomma è il nostro ambiente. I ragazzi inseriti come lavoratori oggi in Arte Libro sono oltre 30, quindi per noi è un numero significativo. A fianco a questi ci sono un buon numero di ragazzi inseriti in borsa lavoro e in tirocinio. Mediamente le persone che varcano la porta della nostra Onlus sono 60. A queste poi si aggiungono altre associazioni, perché questo appunto la musica che sentite ci permette di avvicinare altre realtà del territorio con cui attraverso il fuori onda che ha gemmato da Arte Libro si occupa, come abbiamo detto, di inserimento lavorativo, il fuori onda invece di tutta la parte ludica, ricreativa, di gioco, di relazioni, di turismo accessibile, ha permesso di abbracciare tante relazioni col territorio, dalla molto vicina, a cui vogliamo molto bene, l'associazione Fabiola, la comunità di Santa Maria dei Colli di Frailacco, la comunità Pier Giorgio, la Samaritan e così molte altre realtà del territorio, ma soprattutto delle famiglie, perché non dobbiamo dimenticarci che la persona con disabilità, con grave disabilità soprattutto, è in carico alla famiglia H24, quindi momenti come questi permettono anche loro, no? La persona di divertirsi e di svagarsi, per la famiglia poter tirare un respiro e avere qualcuno che si prende cura del proprio caro. Abbiamo raccontato di questa importante realtà e abbiamo sottolineato quanto conti il rapporto con le imprese del territorio. Tra queste c'è anche la PMP. Perché avete aderito a questa iniziativa? Perché e come supportate questa realtà? Comunque ci sembra un'ottima iniziativa. Abbiamo conosciuto questa cooperativa penso 3 anni fa, pian piano abbiamo cominciato a conoscerci, a lavorare insieme. Noi facciamo meccanica diciamo medio pesante, quindi c'era difficile trovare i giusti componenti per comunque collaborare con loro. Poi abbiamo trovato delle soluzioni per poter produrre qui in Arte Libro le valvole idrauliche, che è una cosa straordinaria. Quindi ai miei ragazzi, perché sono una 50ina di ragazzi disabili che lavorano in Arte Libro, noi ne abbiamo 8,
Il nostro obiettivo è occuparne almeno il doppio, il nostro obiettivo sarebbe occuparne almeno il doppio e quindi siamo in questa direzione qua. Quando ho detto ai ragazzi, attenzione, stiamo impiantando in Arte Libro un grande reparto di produzione di valvole idrauliche in concorrenza con la Germania, hanno subito risultato, vinceremo noi 4-3, la famosa finale. C'è grande soddisfazione da parte loro, cioè l'entusiasmo di mettersi alla prova in un contesto di una situazione assolutamente reale per loro è fondamentale. Beh, sicuramente quello che mi ha lasciato veramente entusiasta anche l'anno scorso quando ho visitato Arte Libro è l'entusiasmo che ho trovato in questa iniziativa, per dire la verità. È una cosa eccezionale, è una cosa che ti riempie veramente tanto di orgoglio di collaborare con loro, quindi ti dà una grande soddisfazione. Dico sempre a loro, noi siamo in difetto nei vostri confronti perché loro la mettono veramente tutta, noi vogliamo fare molto di più perché veramente lo meritano per la passione che ci mettono, per l'organizzazione e per quello che trasmettono, perché veramente questi ragazzi e questa associazione trasmette veramente tanto e quindi noi dobbiamo cogliere quello che stanno trasmettendo. È stato presentato l'investimento da 3 milioni di euro della Regione per il nuovo Carnera che porterà al raddoppio dei posti attuali e alla costruzione di una serie di strutture alternative come un hotel, una spa e impianti di allenamento. Assessore Ciani, presentazione oggi di quello che sarà di fatto il nuovo Carnera, un investimento privato e pubblico veramente molto importante per dare alla città di Udine un impianto veramente di altissimo livello. Sì, questo è un primo passo verso un'opera straordinaria per la nostra città. La Regione recentemente con l'ultima legge finanziaria ha dato un importante contributo in favore del Comune di 3 milioni di euro e questo è il primo passo verso la realizzazione di un'operazione fondamentale e che renderà la città di Udine un unicum a livello nazionale, quindi con uno stadio nuovo, adeguato alle esigenze del mondo del calcio e con un palazzetto dello sport che sarà ovviamente la casa del basket cittadino. La città di Udine ha una storia straordinaria nel mondo della pallacanestro, ma che sarà anche l'occasione e il luogo per ospitare tutta una serie di altri eventi, in particolare ovviamente nel periodo invernale. L'operazione con un partenariato pubblico-privato consente ovviamente la realizzazione di un investimento molto rilevante, ma penso che sia un bel esempio da seguire anche sulla scorta di operazioni analoghe che sono state svolte in altre città. Udine dimostra di avere forza nell'essere capace di attrarre investitori privati. Ovviamente questo è il momento in cui anche l'amministrazione ringrazia questi investitori che sono in grado di portare avanti un'operazione così importante. Ecco, quello del Carnera è un impianto molto importante, storico della città di Udine, che però ha avuto una vita travagliata. Ha avuto una vita molto travagliata, noi siamo dell'idea che l'investimento fatto alcuni anni fa sia stato un investimento che non ha portato i risultati sperati e quindi urge il Pallacarnera ulteriori investimenti. È importante però che oggi guardiamo avanti, che abbiamo trovato degli investitori privati che siano in grado insieme all'amministrazione regionale e all'amministrazione comunale di portare avanti questo progetto. È importante che però insomma, venga salvaguardata la tradizione di quel palazzetto a cui la città è molto legata. Sindaco, quello del nuovo Carnera, del Carnera che sarà, è un progetto molto importante per la città di Udine, perché è un impianto da 7.000 posti di fatto e con la possibilità anche di ospitare concerti in questo momento in tutta la regione di fatto manca. Un impianto che funzionerà in pratica tutto l'anno perché non solo basket ma anche spettacoli musicali, spettacoli di cultura varia e anche altre attività sportive. In pratica questo progetto, oltre a aumentare la capacità del Carnera, quindi portarlo a essere veramente un palazzetto, perché attualmente i posti disponibili sono 3.500 e quindi sono troppo pochi. Ricordo che prima dei lavori fatti dai miei predecessori il Carnera aveva 5.000 posti, adesso siamo scesi, dobbiamo tornare su, dobbiamo arrivare a 7.000 e questo sforzo che viene fatto in partnership tra noi e i privati senz'altro dà alla città di Udine un palazzetto che veramente abbia questo nome e possa fare tante cose per la città e soprattutto essere vivo non una volta ogni 15 giorni quando ci sono le partite, ma tutto l'anno con tante manifestazioni.
Ecco, Ritossa, ideatore di quello che sarà il Pala Carnera 4.0, che cosa troveranno i tifosi e non solo in questo nuovo palazzetto? Beh, mi lusinga intanto aver avuto la possibilità di pensare a questa cosa. Questo palazzetto sarà rinnovato nel make-up interno, ma di fatto troverà molte altre novità nel contorno, quindi un altro campo da basket più piccolo sia per gli allenamenti che per le squadre minori e dei servizi, se vogliamo chiamarli così, aggiuntivi a una cittadella dello sport, quindi una nuova palestra, una spa e un quartier generale dell'APU dove condividerà la squadra in qualche modo anche gli allenamenti con le persone che fruiranno dall'esterno la struttura. Un albergo importante che potrà soddisfare le esigenze delle squadre che arrivano, ma vuole essere anche un punto di riferimento in una zona di stradale molto importante per la città di ospitalità in più che forse oggi a livello business manca. Oltre di fatto al raddoppio dei posti a sedere attuali del Carnera, arrivando circa a 7.000. Sì, dovremmo arrivare circa a 7.000 posti, nei concerti qualcosa in più ovviamente perché anche il parco gioco sarà adibito a ospitalità. È un bel numero per poter ospitare concerti che è il punto d'arrivo poi oltre alla parte sportiva di questo nuovo punto di riferimento, insomma. Quindi Udine potrà finalmente di nuovo avere un suo palazzetto polifunzionale. Ma speriamo che questo sia il punto d'arrivo, stiamo lavorando per arrivarci. Tra poco la seconda parte di A voi la linea. Bentornati in diretta, ci colleghiamo con Daniele Paroni da Rivignano Teot per raccontarci il programma di eventi che il territorio prevede per Natale e Capodanno. A te Daniele, buongiorno. Buongiorno Alexis, buongiorno da Rivignano. La facciata è quella del Duomo intitolato a San Giovanni Paolo II, che è il santo patrono di questa bella cittadina della Bassa. Sono con il sindaco, mi dicono che c'è Francesca Spangaro e quindi saluto sia la Spangaro che la Sabot, non va mai male. Sono con il sindaco Anzil per raccontarvi l'intenso calendario degli eventi che accompagneranno questa comunità sino all'Epifania. Buongiorno Sindaco. Buongiorno e grazie della vostra visita. Sì, saranno giorni intensi, pieni di attività e quindi l'appello è a venire a trovarci. Stasera per esempio all'auditorium i ragazzi del camp proporranno un esilarante spettacolo teatrale, ma sabato, dopodomani, la vigilia di Natale, tutto il giorno, il pomeriggio, animazione con la Proloco, arriverà Babbo Natale e la sera siamo proprio qui davanti alla realizzazione dal Drin e dell'Aide. Ci sarà dopo la messa di mezzanotte il presepe vivente e di nuovo la Proloco a offrire il brulè. E poi la prossima settimana, ogni sera, lunedì, il concerto della banda musicale Primavera mi viene in mente, giovedì 29 un cinema molto interessante, il regista di origine rivignanese di Flambruzzo, Marco D'Agostini, proporrà alcune opere premiate che raccontano le tradizioni del Friuli. Quindi ogni giorno c'è la possibilità di fare qualcosa se venite a Rivignano Teor. Io ringrazio il sindaco perché ci eravamo messi d'accordo che avremmo fatto questa diretta e eccezionalmente le luminarie sono state accese, le luminarie che di fatto illuminano il centro di Rivignano. Quest'anno sono molto eleganti, però diciamo che si è tagliato un pochino proprio perché c'è il problema del caro energia, Sindaco. Beh sì, abbiamo proposto una luminaria più sobria, ma spesso la sobrietà coincide con l'eleganza e quindi abbiamo ricevuto molti complimenti anche quest'anno che abbiamo un po' risparmiato sulle luminarie perché sono state particolarmente gradite. La sera camminare per le vie del paese, fermarsi a prendere un caffè o fare un acquisto in un negozio è l'occasione anche per contemplare queste luminarie così diverse dal solito. Fra poco andremo dal Presidente dell'Associazione Commercianti, il Natale è sinonimo di nascita, com'è il saldo a Rivignano? Purtroppo i nostri comuni presentano un saldo tra nascite e morti particolarmente negativo. Da noi nascono metà delle persone che muoiono e compensiamo un po' con l'immigrazione, ma il saldo è negativo e questo ci deve fare riflettere anche perché dobbiamo
preparare i nostri paesi al futuro e quindi dobbiamo sapere come sarà il futuro per fare in modo che alcune azioni fatte adesso rendano i nostri paesi comunque posti dove sia bello vivere anche fra 20 o 30 anni. Sindaco, chi è quest'uomo alla nostra destra? Beh, è il presidente dell'Associazione dei commercianti e degli esercenti e degli imprenditori di Rivignano Teor, Luca Pressacco, ed è un'associazione molto attiva che merita di essere sostenuta e anche realizza molte iniziative proprio per cercare di rilanciare il commercio del paese. Allora, con Luca Petracco, che è un giovane rappresentante delle partite IVA che insistono sul territorio di Rivignano Teor, intanto possiamo dire che sono più di 50 i negozi che si propongono sul territorio. Sì, buongiorno a tutti. Anche noi come associazione siamo stati molto presenti quest'anno a Natale creando un evento proprio quando la nuova piazza Agorà, facendo anche della beneficenza, evento che verrà sicuramente riproposto anche il prossimo anno e vi aspettiamo anche per tutte le feste, per gli acquisti qua a Rivignano. Abbiamo negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, ne abbiamo di tutti i colori, insomma. Ecco, abbiamo visto con la pandemia quanto erano importanti i negozi di prossimità, guai se non ci fossero stati. Sì, diciamo che con la pandemia sì, però comunque l'aspetto dei social è molto importante, bisogna puntare molto su quello. Purtroppo il mondo del commercio è cambiato e bisogna stare attenti anche a queste cose. Allora, con Luca Petracco chiudiamo questa diretta dalla piazza di Rivignano. Vi abbiamo raccontato quello che è il calendario degli eventi natalizi che, come ci diceva il sindaco, che ringrazio per la consueta disponibilità, andranno avanti fino a ridosso della Befana. Chiudo chiedendo i Pignarui. Sì, il 5 e il 6 gennaio 4 Pignarui, praticamente in ognuna di queste frazioni, sono fuochi epifanici, prosegue una tradizione antichissima, ma si rinnova con degli spettacoli veramente avvincenti. Pensiamo all'incendio del fiume ad Aris che attira ogni anno veramente migliaia di spettatori. Grazie al sindaco di Rivignano Teor Mario Anzil, grazie al supporto tecnico del nostro Paolo Bassi, a te Francesca Spangaro. Grazie Daniele Paroni. Vogliamo un futuro diverso per le sorelle e i fratelli dell'autismo che sono spesso trascurati. A parlare è Elena Bulfone, presidente della Fondazione Progetto Autismo FVG, che anticipa il progetto al quale sta lavorando, vale a dire un villaggio dell'autismo in grado di garantire assistenza 24 ore su 24. Io sto portando la loro voce in questo momento, ci tengo a dirlo. Loro non sanno esprimersi nel modo in cui io umilmente mi esprimo oggi, però oggi io sono la loro voce, io sono l'autismo, io sono queste persone e io sono il riscatto sociale che si meritano in questo momento. Quindi io sono solo un tramite, un umile tramite che però vuole cambiare lo stato di cose che c'è in questo momento. L'assoluta non attenzione e non assistenza, e ci sono tante famiglie che ancora urlano di dolore e non hanno nessuno che li aiuta. Abbiamo 40 persone in lista d'attesa, stiamo aiutando 2 realtà importanti, una in Carnia a Cedarchis che ha aperto adesso un punto d'aiuto e di riabilitazione per i piccoli, e giovedì prossimo si inaugurerà anche la prima pietra a Monfalcone dell'associazione Voi Come Noi, che costruirà una grande casa per il dopo di noi. Questo per sottolineare come da un lato ci sia questa battaglia che ormai va avanti da anni, no? Per far sì che l'attenzione della politica, l'attenzione delle istituzioni rimanga alta su questo fronte, sulle persone con autismo e sulle loro famiglie che hanno sicuramente bisogno di essere accompagnate e supportate in questo percorso. Però non è mai stato solamente un urlare, un richiamare l'attenzione, è stato anche un rimboccarsi le maniche per fare qualcosa di concreto proprio per queste famiglie. L'iniziativa di queste bottiglie di vino appunto che vengono vendute vi consente di guardare al futuro, vi consente di raccogliere risorse che vanno ad alimentare un nuovo progetto. Qual è questo nuovo progetto? In premessa, Alessandra, io voglio ringraziare il mio staff
e il direttore generale della Fondazione Baisero, perché davvero organizzare dei servizi così complessi, così complicati per 92 persone che assistiamo è un numero enorme. È veramente complesso, difficile e soprattutto ci onora anche il riconoscimento che abbiamo avuto dal già Ministro per la Disabilità Stefani, che ci ha inserito nelle strutture di eccellenza sul territorio italiano riguardo all'autismo. E non è finita però qui, perché se c'è una partecipazione importante della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, purtroppo noi non riusciamo ad assistere le persone sulle 24 ore. Allora abbiamo pensato di avviare una nuova grande impresa, la realizzazione di una co-housing, cioè di un villaggio in cui noi, insieme ad altre famiglie con autismo, andremo ad abitare e potremo essere assistiti sulle 24 ore. In questo modo i nostri figli, quando noi invecchieremo, perché invecchieremo, siamo già, dicevamo prima, no? Border, quindi fra qualche anno persone che non dormono la notte, persone che hanno agiti comportamentali non potranno essere assistite da anziani. Non è immaginabile, e quindi avremo la necessità di creare un villaggio che si sostiene da solo, che ha dentro le sue mura le potenzialità per riuscire anche a dare ossigeno ai tanti fratelli e sorelle che altrimenti dovrebbero assistere i loro genitori e il fratello o la sorella con autismo. Questo non è nell'intento delle nostre famiglie. Vogliamo un futuro diverso anche per i fratelli e le sorelle dell'autismo, che spesso sono così trascurati. Ed è tutto per questo appuntamento con A Voi la Linea, che torna domani sempre alle 12:45. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.